Un pallone per educare è una nuova iniziativa che vuole lanciare la delegazione di Agrigento della FIGC. Ne parliamo col presidente Stefano Valenti. Presidente, di che cosa si tratta? Sì, è un'altra iniziativa che noi portiamo avanti con l'obiettivo di diramare e cercare sempre di coinvolgere tutti nell'accettare il buon gioco, ma principalmente nella lotta contro la violenza. Un pallone per educare è un'altra attività, un'altra iniziativa che la nostra delegazione rivolge alla terza categoria. Il campionato un po' tosto e che vogliamo assolutamente che si avvicinino ai nostri canoni. Questo progetto praticamente mira ad assegnare un pallone ad ogni fine giornata alla società che non riesce ad avere nessun provvedimento disciplinare nell'arco della gara. Quindi settimanalmente la nostra delegazione farà una classifica, una graduatoria fra le gare svolte appunto nella terza categoria e la società che non incorrerà, che non avrà nessuna sanzione disciplinare, riceverà il venerdì un pallone offerto dalla nostra delegazione. Questa è la nostra attività. Un'iniziativa importante che le società dovranno cogliere al volo, che un pallone significa fair play, significa educazione, buona educazione e andare incontro a quelle che sono le esigenze di un calcio che non vuole la violenza. Sì, sicuramente l'obiettivo, noi parliamo di un pallone per dare un segnale, ma il segnale è che la nostra delegazione crede molto in questi valori e che vuole coinvolgere quanto più società possibile. Quindi questa è un'ennesima iniziativa che va sia a premiare la società più corretta, però vogliamo fare attenzionare anche con la pubblicazione della nostra classifica che verrà pubblicata ogni venerdì nella nostra pagina Facebook FIGC Agrigento, dove tutti potranno sicuramente vedere e osservare la classifica, cercando magari chi si troverà una giornata ultima in classifica, che non sarà quella della classifica dei punti ma del comportamento. Spero che possa avere un segnale di risveglio e dire attenzione, ci stiamo comportando male, cerchiamo di recuperare qualche posizione.